Ben ritrovati sempre al Campo Roma col presidente della Romulea Nicola Vilella. Grazie per averci invitato a questa splendida giornata che, insomma, come dicevamo prima, ha avuto riscontri ottimi, i numeri insomma sono positivi, ti aspettavi così? Buongiorno a tutti, grazie a voi per essere intervenuti. Siamo soddisfatti, vedo che la partecipazione è importante, questa è una cosa che ci gratifica enormemente, vuol dire che c'è un riscontro positivo e la gente comunque ha un'ottima considerazione di quello che stiamo facendo in collaborazione con l'Inter per quanto riguarda i bambini 5, 6, 7 anni, questo è un progetto specifico per quella fascia d'età. Quindi, lo dicevamo prima, lo dico io, dico, visto che tu sei molto sempre umile in questi aspetti, non tendi diciamo, a calcare troppo la mano, quindi volevo sottolineare questa cosa che insomma, siete la scuola calcio Inter con i numeri più alti in Italia, ovviamente per il progetto dai 5-7 anni, no? Sì, Scuola Calcio Inter è un progetto diciamo, coordinato direttamente da Inter, esistono 7 scuole calcio Inter in Italia, di cui 3 a Milano, una in Toscana, al Tavo Alto Pascio, una in Veneto e poi ci siamo noi qui a Roma e adesso un'altra che non mi ricordo dove, comunque l'Inter ci ha confermato già dall'anno scorso che siamo la scuola calcio con i numeri più importanti, quindi vuol dire che c'è un'ottima affluenza, siamo contenti che sta andando bene il Vabbè, progetto. immagino una soddisfazione sia importante anche perché il nome dell'Inter è sempre insomma, penso uno dei più prestigiosi nel mondo e quindi penso che tu con fierezza lo stia portando avanti, no? Assolutamente, noi siamo, ripeto la parola, siamo molto gratificati comunque di questa collaborazione con l'Inter che sta andando bene. L'Inter ripone nella Romulea molta fiducia, ce l'ha dimostrato negli anni passati, sempre in maniera importante. Speriamo di ripagare questa fiducia, stiamo lavorando tanto e ripeto, queste sono soddisfazioni importanti comunque. Senti, siamo a quasi praticamente un anno dall'inizio della tua presidenza, hai portato una mentalità nuova, un approccio nuovo, insomma stai cominciando a vedere i frutti del tuo lavoro e penso insomma, tu possa essere soddisfatto anche di questo, no? Sì, beh, per il mio carattere soddisfatto no, perché la soddisfazione poi non arriva mai, perché c'è sempre qualcosa di nuovo da fare e l'importante è comunque andare avanti con la forza delle idee. Sono presidente da un anno, nonostante comunque sono in società chiaramente da parecchio tempo, oltre 10 anni, 12 anni, 13 anni, e l'ho diretta questa società e da quest'anno diciamo, ho fatto già un anno pieno di presidenza e mi sto cimentando in questo ruolo che ritengo un ruolo importante, un ruolo difficile dove c'è come posso dire, la massima delega e sto cercando di dare comunque fiducia a tutti i miei collaboratori, stiamo tirando su un progetto, questa è una società storica e nonostante la storicità è comunque un progetto molto giovane e diciamo che io posso individuare che insomma, siamo partiti con questa compagine da 3-4 anni e contiamo comunque di crescere ancora, per adesso siamo soddisfatti comunque. Senti, tra le tue idee c'è questa voglia di creare partnership e oggi nasce questa importantissima con la nuova società sportiva di Paolo Bonolis. Sicuramente l'Inter è diciamo, un punto in comune, ma come è nata questa idea di unirvi? Assolutamente. Dunque Paolo aveva espresso all'Inter la manifestazione di voler fare un'attività del genere su Roma. Chiaramente l'Inter ha noi come punto d'appoggio su Roma, quindi come posso dire, ci ha messi in contatto e noi a loro diamo tutto il supporto di cui hanno bisogno, siamo a disposizione e soprattutto speriamo di riuscire a fare iniziative importanti insieme, rivolte sia in ambito sportivo ma quanto anche sociale e di inclusione, insomma. Penso che si possa fare cose belle insieme. Senti, a proposito di progetto giovane, è già arrivato comunque un titolo importantissimo, siamo a poche ore dall'inizio della stagione, io devo per forza farti una Vai! domanda, insomma che cosa ti aspetti da questa stagione, questo lavoro estivo, come è andato, insomma quali sono le tue sensazioni su quella che è la stagione che sta iniziando adesso, fra pochissime ore? Allora, anzi non voglio esprimermi in termini tecnici anche perché poi non compete a me, il mio lavoro è quello di organizzare gruppi di lavoro, scegliere persone e quindi do fiducia poi a chi prende le scelte e chi prende decisioni e fa scelte. Posso senz'altro dire che, anche agganciandomi a quello che ho detto prima, stiamo cercando di dare continuità al lavoro, quindi questo significa che
stiamo cercando di mantenere il gruppo dirigenziale e il gruppo tecnico, quindi il settore tecnico di questa società, stiamo cercando di farlo lavorare in tranquillità, in serenità e a lungo termine. Chiaramente durante l'anno, a fine dell'anno, si fanno le opportune valutazioni e giusti correttivi. Lo stesso vale anche per i ragazzi, stiamo cercando di cambiare, di mantenere le rose il più possibile le stesse, lavorare sui ragazzi per più anni, perché crediamo che prima dell'aspetto tecnico venga l'aspetto umano, quindi cerchiamo di lavorare sui ragazzi, cerchiamo di inculcare lo spirito di identità di questa società, cerchiamo di inculcare l'attaccamento e soprattutto cerchiamo di trasmettere i valori della Romulea, che sono dei valori, per quanto mi riguarda, importantissimi e che vogliamo preservare e che soprattutto ci devono far riconoscere all'esterno. Io l'ultima domanda te la voglio fare, so che ogni tanto ti disturbo e so che sei sempre al lavoro 24 ore, praticamente sono 24, e ti chiedo se hai già in mente nuovi progetti, se c'è qualche cosa che stai già progettando, qualcosa in cantiere per il prossimo futuro o diciamo sei soddisfatto di tutto quello che hai già creato? No, stiamo facendo anche altre cose, devo dire anche grazie alla collaborazione con Asilo Savoia, comunque stiamo facendo cose importanti pure sul sociale. Già attualmente ci sono dei buoni progetti in collaborazione con loro per quanto riguarda l'inclusione di ragazzi, di famiglie che sono svantaggiate. Stiamo cercando di mettere su un dopo scuola per i bambini del quartiere e poi in questo senso all'Asilo Savoia stiamo cercando di fare una squadra di ragazzi con disabilità dello spettro autistico, che credo che sia un progetto molto nobile per includere questi ragazzi. Chiaramente è una cosa che dovremo fare in collaborazione grazie all'aiuto di tanti enti, tra le quali le istituzioni, che devo dire che si sono dimostrate molto sensibili e insomma credo che possiamo fare tante iniziative da qui a 1-2 anni, chiaramente preservando l'aspetto sportivo che è sempre il cuore di questa società. Allora non possiamo che augurarti buon lavoro visto che ce n'hai tanto. Grazie. Ti ringraziamo.